Dipendenti della casa di riposo Gianelli in sciopero a Chiavari, una trentina di lavoratori che da 2 mesi non ricevono lo stipendio e nonostante questo garantiscono con responsabilità il servizio. Allarme fauna selvatica, la regione discute di un bando per fermare l'emergenza cinghiali, a breve incontro in ASL 4 sui cavalli allo Stato Brado. Il passo del Bocco diventa passo del Brocco o passo del Bosco. ANAS sbaglia i cartelli sulla 586 a Mezzanego. Saranno sostituiti, ma intanto i sindaci chiedono di essere maggiormente coinvolti. La stagione dei funghi 2019 è straordinaria per il raccolto, ma anche per il numero di incidenti e smarrimenti. Gli esperti ammoniscono che occorre un equipaggiamento adeguato. Oltre 100.000 euro di danni stimati per il campo da tennis di Preli a Chiavari, grande spavento per i dipendenti presenti nella struttura durante il passaggio della tromba marina. Per avere copertura telefonica nell'area del Penna occorre attendere il 2020. In occasione dei lavori per portare l'energia elettrica alle casermette si proverà ad installare un ripetitore. Il PUC di Rapallo elegge. Il documento pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Liguria va in pensione, il piano regolatore del 1986. Si chiama Taxi Sociale, è un servizio alle persone disabili allestito dall'Associazione Paratetraplegici Liguria. È stato inaugurato a Santa Margherita Ligure e a disposizione di enti e famiglie. In corso a Chiavari l'aggiornamento dei dati per il censimento di abitazioni e negozi a rischio allagamenti. In piazza Matteotti, iniziativa della Protezione Civile per informare la popolazione. Rapallo lancia una campagna di prevenzione contro la maculopatia degenerativa senile. In alcuni cantieri cittadini affissa la griglia di Amsler per effettuare un controllo gratuito. Al presidente della Virtus Entella Gozzi e al presidente del Circolo Golf di Rapallo Riola il premio Una mente sopra le barriere, riconosciuto l'impegno per l'abbattimento delle barriere sensoriali, culturali e architettoniche. La Liguria all'ultimo posto tra le regioni italiane per tasso di natalità. A Chiavari confronto tra sindaci sulle politiche familiari. Lerici uno dei pochi comuni liguri ad applicare il fattore famiglia. Un saluto a tutti e ben trovati all'appuntamento con il TG Guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì che si è aperta con la protesta dei dipendenti, dei lavoratori della casa di riposo Gianelli, in sciopero a Chiavari, da 2 mesi non ricevono lo stipendio. Abbiamo parlato anche dell'allarme fauna selvatica, la regione sta studiando un bando per fermare l'emergenza cinghiali, a breve ci sarà anche un incontro in ASL 4 sui cavalli allo Stato Brado. Vediamo i servizi. Vogliamo lo stipendio! Vogliamo lo stipendio! I lavoratori chiedono semplicemente le loro mensilità e una sicurezza per il futuro, perché comunque non sanno ad oggi se questa cooperativa verrà ceduta ad altri o che cosa succederà di questo. Come siete venuti a sapere della messa in liquidazione della cooperativa? Assolutamente da un comunicato dove c'era già il nome del curatore fallimentare che si occupava di tutto questo. Non avete mai avuto sentore delle difficoltà in cui si trovava la realtà? Le ragazze sino a qualche mese prima prendevano gli stipendi in acconto, ma non hanno mai dato relativo peso a questa faccenda, questo fatto che loro prendessero lo stipendio in 2 tranche, perché pensavano che fosse una cosa momentanea, certamente non si pensava si arrivasse a tanto. Il paziente al centro, ma senza stipendio! Il paziente al centro, ma senza stipendio! Innanzitutto chiediamo che ci vengano pagate le nostre mensilità arretrate, perché nessuno viene a lavorare gratis. Premetto la nostra correttezza che c'è sempre stata di tutte le dipendenti, perché abbiamo sempre messo il paziente al centro, non abbiamo mai fatto nessuna rimostranza. Siamo state messa in liquidazione senza essere minimamente informati dall'azienda. Ci siamo trovati in questa situazione e ad oggi non abbiamo risposte. Sappiamo di realtà che sono interessate alla nostra realtà e speriamo veramente in un cambio di gestione, perché a noi piace il nostro lavoro, veniamo, ma giustamente vogliamo essere pagate. Siamo già entrate nel 3° mese senza stipendio, quindi direi che la cosa è abbastanza pesante. Abbiamo tutti delle famiglie, non so se si rendono conto. Quanti siete i lavoratori dipendenti di questa realtà? Tra il conservatorio e l'RSA siamo 27 dipendenti, tutti nella stessa situazione.
E tengo a sottolineare questo, che noi siamo sempre venuti, non ci siamo mai tirate indietro sul nostro lavoro e sono dalla nostra parte sia i parenti che i pazienti, perché si rendono conto di quello che stiamo subendo. Il problema dei cavalli allo Stato Brado nell'entroterra è nell'agenda di questi giorni dell'ASL 4. La soluzione non può più essere rimandata. I cavalli causano danni alle colture e disagio ai residenti. L'impegno preso dall'azienda sanitaria di analizzare la questione ha già trovato attuazione. Abbiamo svolto controlli sugli animali, ha spiegato la direttrice Rebagliati, verificato il loro stato di salute, le condizioni igienico-sanitarie e i numeri generali. Nelle prossime settimane è previsto un tavolo al quale sarà presente anche l'assessore regionale Stefano Mai. A breve incontrerò l'ASL che mi ha già contattato perché vogliono rendermi edotto dello studio che hanno fatto, delle verifiche che hanno fatto per capire esattamente come si muovono questi cavalli allo Stato Brado. Cercheremo ovviamente di contenerli con delle recinzioni, quindi molte cose, molte strategie sono in campo, è una situazione molto delicata perché non si sta parlando di animali selvatici ma di animali in qualche modo anche d'affezione se vogliamo e quindi abbiamo una particolare sensibilità anche noi. In generale il tema della fauna selvatica è in cima all'agenda politica regionale. Si parla di daini, caprioli, elenca l'assessore Mai, tassi e istrici che stanno causando danni ingenti alle coltivazioni della patata quarantina, lupi che si avvicinano sempre più alle abitazioni e cinghiali. Soprattutto verso quest'ultimi l'attenzione è massima. Abbiamo già avviato la procedura per la costituzione di un tavolo regionale di emergenza cinghiali, mettendo proprio intorno al tavolo tutti gli attori interessati, quindi penso alle categorie agricole, cacciatori, regione, ambiente, eccetera, anche questura, prefettura, carabinieri forestali, in modo da fare una grande squadra e trovare la strategia migliore per poter contenere questi fenomeni. In più, oggi porto in giunta un bando da €1 milione per le recinzioni elettrificate, che potranno anche consentire l'acquisto di dissuasori sonori. So che in commercio c'è già qualcosa che sta funzionando molto bene e dentro i primi mesi del prossimo anno apriremo un altro bando da €1 milione per le recinzioni metalliche. Restiamo nell'entroterra, parliamo della situazione che si è venuta a creare a Mezzanego sulla 586. ANAS ha sbagliato la dicitura di alcuni cartelli per quanto riguarda il Passo del Bocco, in alcuni casi è diventato Passo del Brocco o addirittura Passo del Bosco. Verranno cambiati, ma i sindaci intanto chiedono maggiore coinvolgimento per quanto riguarda le iniziative prese da ANAS sulle strade dei loro comuni. Parleremo poi anche della stagione dei funghi, straordinaria per quanto riguarda il 2019, sia per il numero di funghi trovati ma anche per il numero di dispersi che sono stati recuperati nei boschi della Liguria e ci sono gli avvertimenti da parte degli esperti. Sentiamo. Ilarità e sconcerto tra gli abitanti di Mezzanego. Nei nuovi cartelli dell'ANAS installati a Borgonovo, il Passo del Bocco è diventato Passo del Bosco e, in un secondo caso, Passo del Brocco. L'anomalia si va ad aggiungere alla linea di mezzeria sulla statale 586 che, dicono i residenti, non tiene conto dei precedenti bivi e passi carrabili. Abbiamo sottoposto ad ANAS entrambi i casi. Su quello dei cartelli il gestore ammette l'errore. Saranno sicuramente sostituiti, spiega l'azienda, e chi ha commesso lo sbaglio di trascrizione pagherà i costi aggiuntivi. Tecnici sul posto già questa mattina per verificare la situazione. Più complicata la questione della linea di mezzeria lungo la 586. ANAS spiega che è stata tracciata in quel modo per motivi di sicurezza ed è una soluzione temporanea. I tratti discontinui posti nel passato sono infatti in corso di verifica, ogni singolo caso sarà preso in esame. Il gestore si chiede chi li ha tracciati, quando, se è stato fatto correttamente e nel rispetto della sicurezza, soprattutto in quei casi dove ci sono svolte pericolose e così via. La verifica potrebbe richiedere tempo, pertanto ANAS ha deciso di partire con la linea continua su tutta la statale per poi inserire i tratti discontinui caso per caso. Il tema della nuova gestione ANAS sulla strada per la Val d'Aveto è stato affrontato ieri sera in diretta TV dalle casermette del Penna. I sindaci sono contenti dei primi lavori sul fondo stradale, ma invitano a fare di più. E sul caso di alcuni errori o incomprensioni, come in quello appunto dei cartelli o della linea di mezzeria, affinché non si ripetano, i primi cittadini chiedono di essere coinvolti maggiormente. Perché noi abbiamo queste decisioni di lavori, di cose che vengono fatte a insaputa dei comuni, cioè noi ci troviamo magari lavori che vengono fatti ma non ne sappiamo nulla, quindi avere proprio un tavolo congiunto dei comuni in modo da trovare un'intesa, prevedere degli interventi, fare un cronoprogramma di lavori che siano interventi che possano portare a una migliore viabilità per la gente che raggiunge le nostre località. Quali attenzioni bisogna avere quando si va nel bosco?
Ma intanto sapere con certezza dove siamo e ricordarci di come fare a tornare a casa, perché la maggior parte delle persone che si perdono è perché perdono l'orientamento all'interno del bosco, vuoi per la nebbia, vuoi perché sono a dei troppo distante, vuoi perché il bosco è tutto uguale, uno non riesce a ritrovare la strada e ultimamente sono perse parecchie persone per questo motivo. Altre sono cadute, avevano subito dei traumi notevoli perché non avevano le calzature adatte o non avevano l'equipaggiamento adatto. La cosa peggiore da fare è trovarsi a buio nel bosco. Un'attenzione può essere anche quella di non andare nel bosco da soli? Beh, indubbiamente, se si è in compagnia è sempre meglio, anche perché se uno si fa male all'altro limite può andare a chiedere soccorso. In una zona come l'Aveto purtroppo non sempre prende il telefonino e non sempre prendono i GPS, perché i satelliti molto spesso non si riescono a beccare dalle vallate. Quindi dare anche un'indicazione ai soccorritori per dove si è, alle volte può essere anche molto difficile, anche se il telefonino magari prende. Ma se uno non ha la più pallida idea dove è finito, orientare i soccorritori, specialmente di sera o di notte, o nella nebbia, è veramente difficile. Per quanto riguarda il meteo, quali sono le condizioni in cui è più saggio rimanere a casa, non avventurarsi nel bosco? Ma sicuramente quando minaccia pioggia, soprattutto quando minaccia temporale, specialmente alle quote delle montagne della Val d'Aveto, dove un fulmine fa presto a colpire. Però sono sempre situazioni che possono mettere in pericolo sia il cercatore, sia poi i soccorritori che lo vanno a cercare. Dal punto di vista dell'equipaggiamento e dell'abbigliamento, quali sono magari gli errori più comuni nell'andare nel bosco? Ma ho visto gente andare nel bosco con scarpette basse, suola mezza liscia. Sì, sono comode per camminare, niente da dire, finché cammini su una strada. Certamente se uno si avventura in un posto come questo, che sono pietre, erba, rami, è bene che abbia un paio di scarpe che coprano anche la caviglia, con la suola molto scolpita, che siano impermeabili all'acqua. Un primo passaggio perturbato ha interessato il nostro territorio nelle giornate di martedì e mercoledì. Mercoledì si è fatto il bilancio, la zona più critica e maggiormente colpita dall'ondata di maltempo per quanto riguarda il Tigullio è stata la zona di Preli a Chiavari. Una tromba marina ha interessato e danneggiato gravemente il tennis. Siamo andati a vedere che cosa è rimasto il giorno dopo. E poi torneremo in Val d'Aveto perché si fa largo l'ipotesi di un ripetitore telefonico per la zona delle casermette del Penna, se ne parla però a partire dal 2020. Vediamo nel dettaglio. Quali danni avete avuto in seguito al maltempo? È volato il pallone, tutte le recinzioni, i fari a LED nuovi di tutti i campi, tutti i pali della luce, e a parte due o tre del campo 1 e poi tutte le recinzioni del campo 5 dalla strada con gli alberi sradicati che sono venuti contro. Ora dobbiamo ancora quantificarli con l'assicuratore, però a spanne così, compreso anche il pallone, un 100.000 euro credo. Voi quando è arrivata la tromba marina eravate qui, avete visto? Sì, eravamo per fortuna dentro al bar perché stava piovendo forte, però nessuno si aspettava una cosa del genere, è stata di una violenza incredibile. Perché comunque era già 3 volte che era successa una cosa simile, ma non così. Cioè, abbiamo rischiato anche noi, meno male che poi il pallone si è arrembato contro le griglie, se veniva dal bar arrancava tutto, perché poi è pesantissimo, c'è una forza tra il vento e la pesantezza del telo. Quanto è durato la fase di tempesta sui campi all'incirca? Pochissimo, sono cose... Cioè, ha girato in maniera circolare, sarà durata 10 secondi. Ha detto che non è la prima volta che accade? È una zona che probabilmente si creano dei vortici, comunque noi abbiamo perso già 4 palloni e probabilmente non è da rimettere, non lo so, non so cosa dire, cioè, poi ci studieranno. Volano sempre via, tra l'altro questo era messo proprio in opera d'arte, con il muretto, con gli ancoraggi, è andato via come fosse un fazzoletto proprio. Comunque vediamo che già oggi è un giorno dalla caduta, c'è molta gente a lavorare qui, a darsi da fare. Sì, ma ci vogliono tutti bene, sono venuti tanti soci, volontari, ragazzi dell'agonistica, non ci perdiamo d'animo. Speriamo di riuscire almeno a recuperare 2 campi per andare un po' avanti con l'attività, però che il circolo torni normale, minimo un mesetto.
Si intravede uno spiraglio nell'annoso problema dell'assenza di segnale nell'area del Penna, in Val d'Aveto. È in corso l'iter per portare l'energia elettrica al rifugio delle Casermette, che attualmente sopravvive con il gruppo elettrogeno o fonti alternative. In questa occasione si pensa di installare un palo per i ripetitori telefonici e portare la tanto attesa linea. Gli ultimi episodi di cronaca, infatti, hanno riportato l'attenzione sul tema. Abbiamo avuto ultimamente 2 morti e 10 dispersi, quindi se non vogliamo allungare questa lista, credo che comunque col discorso che forse al Penna a marzo dovrà arrivare l'Enel, dovremmo comunque mettere un ripetitore che se non copre il 100% almeno il 70-80% della zona la copra. Ecco. Secondo un recente studio dell'Unione Nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti Montani, 1200 centri italiani non hanno campo per i cellulari, per un totale di 5 milioni di persone residenti soprattutto in aree montuose. Per l'UNCEM, lo Stato dovrebbe obbligare gli operatori privati ad ampliare le zone coperte. Per parte sua, il sindaco di Santo Stefano d'Aveto manda un appello alla Regione. Queste compagnie, secondo me, vanno un po' sull'ottica di chi abbiamo del guadagno, bene, allora copriamo, non abbiamo del guadagno, lasciamo un po' indietro. Per questo che la Regione dovrebbe farsi parte attiva a dire no, la copertura le mettete in qualunque zona, anche là dove non c'è da guadagnare. D'altra parte, del progetto regionale di copertura non si sa più nulla. Intanto il problema persiste e interessa aziende, residenti, escursionisti, fungaioli, squadre di soccorso, sciatori. Insomma, la platea è ampia e anche l'ente parco sta facendo la sua parte. Abbiamo un progetto che si chiama Smart Destination. Volevano portare la copertura wifi nei rifugi. Io ho detto, prima di portare la copertura wifi bisogna portare la linea telefonica, perché altrimenti pensiamo sempre al passo dopo, si pensa sempre a qualcosa di moderno quando poi invece mancano le cose essenziali. Andiamo adesso a Rapallo. Il PUC è diventato legge con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Liguria. Il nuovo documento urbanistico va a sostituire il vecchio piano regolatore datato 1986, un momento sicuramente storico per il comune del Tigullio occidentale. Sentiamo. Da oggi è legge il nuovo piano urbanistico del comune di Rapallo. La pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Liguria è stato l'ultimo passaggio formale che ha reso pienamente operativo il documento urbanistico, che va così a sostituire il vecchio piano regolatore datato 1986. Un PUC che ha origini lontane e travagliate, elaborato in ultima battuta dal commissario ad acta Federico Marenco, nominato per una serie di incompatibilità che non ne hanno permesso la stesura ordinaria in Consiglio Comunale. Il documento valorizza il rapporto con il mare dal punto di vista paesaggistico, ambientale e architettonico, comprende la difesa del suolo con i piani di bacino e limita gli interventi edilizi nelle aree di pregio. Sapete la storia di Rapallo e sapete la sensibilità che le ultime amministrazioni, tutte, non solamente la mia, ha avuto per il nostro territorio. Di conseguenza i cittadini si troveranno a essere più dinamici dal punto di vista delle istruttorie e soprattutto ci sarà molta più chiarezza. Fra le altre linee di sviluppo del progetto, la valorizzazione del territorio agricolo con interventi per il recupero degli uliveti, la realizzazione del percorso pedonale di collegamento costiero con Santa Margherita Ligure, la strada parco e la riqualificazione del centro storico. Individuate anche le aree di maggior degrado dove autorizzare interventi di riqualificazione con demolizione e conseguente riconoscimento di credito edilizio. È un PUC naturalmente che tiene in considerazione la sensibilità del nostro territorio. Ad esempio ci sono delle zone dove una tratante San Michele di Pagarna dove non si può più fare niente, di conseguenza ci sono dei vincoli che aiutano il nostro territorio. Cemento zero perché secondo la nostra linea politica, anche se qui l'ha fatto il commissario, è un PUC molto attento a nuove strutture, ma soprattutto, come ho detto prima, tantissime riqualificazioni. Dove sarà possibile reperire il documento? Sul sito del comune e poi tramite i nostri uffici. Adesso ci sarà anche un'informativa che farà il comune con tutti i tecnici, con tutti i geometri e non solo. Restiamo nel Tigullio occidentale, andiamo però a Santa Margherita Ligure, dove è stato inaugurato un nuovo servizio a disposizione di enti e famiglie, un servizio di trasporto per disabili, un taxi sociale che appunto viene messo a disposizione del territorio. Vediamo.
L'associazione Paratetraplegici Liguria ha festeggiato la benedizione e l'inaugurazione del primo taxi sociale, un mezzo allestito per il trasporto di disabili che da oggi è a disposizione di enti, gruppi e famiglie che debbano portare persone disabili in momenti di svago o relax. Il progetto originario, partito 3 anni fa, è stato in parte modificato. E siamo contenti, anche se è una macchina più grande di quella che dovevamo prendere. E avremo dei costi, perché prima su altro progetto costi l'associazione non ne aveva, qui avremo dei costi, per cui i costi verranno poi ricalcolati e visti ogni volta che daremo la macchina. Chi può chiedervi quest'auto? Allora, possono chiedere tutte le famiglie con persone disabili, poi faremo uso con i centri sociali, con gli anziani, che vogliono magari andare a fare una gita a Montalegre, vogliono andare a fare, cercheremo l'autista volontario o comunque da dare molto poco, e comunque con tutte le società sportive e le associazioni che ne hanno bisogno. L'associazione Paratetraplegici ha una sede a Santa Margherita Ligure in Piazzetta degli Alpini. È aperta ogni mattina dalle 8:30 alle 12 per fornire informazioni a chiunque abbia un familiare disabile e debba districarsi nel mondo della burocrazia, perché le prime barriere da abbattere, oltre a quelle fisiche, sono quelle mentali. Su quelle fisiche ancora c'è da lavorare, perché abbiamo ad esempio noi appunto bazzicando da Pallo Santa a livello stradale come marciapiede tutti siamo a buon punto. Il problema è l'entrare nei negozi. Ora la battaglia mia personale è quella verso l'ingresso dei negozi, perché noi praticamente dobbiamo essere serviti sempre fuori dal negozio. Santa Margherita Ligure, grazie all'associazione Paratetraplegici, si conferma città a misura di disabile. Anche quest'anno può fregiarsi della bandiera lilla per i servizi turistici per persone con difficoltà motorie e prosegue il lavoro per rendere ogni aspetto della vita cittadina, anche quello commerciale, accessibile a tutti. Abbiamo studiato insieme all'associazione quali erano gli elementi problematici per la mobilità sul territorio. Ad oggi la nostra commissione, prima di analizzare proposte nuove, si confronta sempre con l'associazione Paratetraplegici Liguria per valutare se è possibile in quell'esercizio commerciale individuare dei miglioramenti per l'accessibilità. Questo ha lo scopo di abbattere barriere architettoniche e rendere la città sempre più fruibile per tutti. Un nuovo passaggio perturbato sta interessando il nostro territorio proprio in queste ore, in questo fine settimana. Intanto la Protezione Civile a Chiavari è scesa in piazza per informare la popolazione sui rischi e i comportamenti da adottare in queste situazioni. Va avanti anche per quanto riguarda Chiavari il censimento delle abitazioni e dei negozi a rischio allagamenti. Si stanno aggiornando proprio in questi giorni i dati. Parleremo di questo, ma anche andremo a Rapallo, dove parleremo di un'iniziativa del Comune per portare sui cantieri cittadini un controllo gratuito della vista attraverso la griglia di Amsler. Vedremo nel dettaglio di che cosa si tratta, e un premio consegnato al Circolo Golf e Tennis di Rapallo a due personaggi che si sono distinti per aver abbattuto le barriere della disabilità, sia quelle architettoniche ma anche quelle culturali e sociali. Vediamo. Perché è importante questo momento? È importante perché per sensibilizzare la popolazione e i cittadini. Già abbiamo fatto l'altro ieri la sensibilizzazione verso una parte di scolari, gli studenti della terza media, oggi su tutta la popolazione. Questa è la settimana nazionale della protezione civile che sarà ripetuta tutti gli anni, ma noi abbiamo intenzione di farla anche altre volte, magari ancora prima della fine dell'anno, e crediamo che sia importante che si veda che cosa abbiamo a disposizione, che cosa possiamo fare, ma soprattutto che le persone chiedano, e tanti si sono fermati anche a chiedere, informazioni in merito. È importantissimo. Quali sono i consigli che date oggi alla popolazione che incontrate? Oggi distribuiamo del materiale che ha realizzato il Comune di Chiavari appunto sulle allerte, sul diverso colore intuitivo giallo, arancione e rosso, e su consigli per quanto riguarda l'affluenza scolastica a seconda dei vari colori delle allerte. I consigli di come affrontare le allerte alle persone, quindi cercare di adottare misure di autoprotezione, quindi seguire i comunicati, essere informati, sapere appunto che grado di pericolosità è nel momento, e poi conoscere anche la città, la criticità delle varie zone. Per quanto riguarda il Comune di Chiavari, si sta portando avanti da alcuni anni il censimento delle attività, sia delle abitazioni private che delle attività commerciali. A che punto siamo? Sì, allora questo elenco di tutte le abitazioni e delle persone che sono in zona a rischio
lo abbiamo disponibile presso il centro operativo comunale e ogni anno va revisionato, quindi noi stiamo effettuando le chiamate telefoniche a tutte queste persone che fanno parte di questo elenco per controllare se i dati corrispondono, se la gente risiede ancora nello stesso civico, eccetera. Lo abbiamo iniziato già da un po', abbiamo già fatto quasi tutta la zona del Rupinario e buonissima parte della zona dell'Entella e penso a breve verrà concluso questo lavoro, quindi avremo la banca dati aggiornata, anzi approfitto per segnalare alle persone che verranno raggiunte da telefonate che partono dal comando Polizia Municipale, siamo semplicemente noi a farle per aggiornare questo elenco. Li chiamano umarell, un termine del dialetto bolognese che definisce quegli uomini generalmente pensionati che dedicano una parte della loro giornata ad osservare cantieri, soprattutto quelli pubblici. Si distinguono per una tipica postura, mani giunte dietro la schiena e capo protratto in avanti a superare con lo sguardo la griglia di recinzione. Se ne incontrano tanti anche nelle nostre città, pronti a dispensare qualche buon consiglio. A Rapallo, sicuramente negli ultimi anni, si è registrata una delle percentuali più alte di umarell, complice il cantiere del San Francesco, ma anche l'imponente opera di bonifica post-mareggiata. Da qui l'intuizione. È una città che è in continua evoluzione e quale occasione migliore di sfruttare il cantiere, in questo caso le ringhiere, per fare una visita di autodiagnosi. L'idea dell'amministrazione comunale ha trovato il sostegno del Lions Club Rapallo Host, da sempre impegnato nella prevenzione delle malattie della vista. È uno strumento che consente di poter diagnosticare precocemente una patologia per la quale, almeno per alcune forme, ci sono attualmente delle terapie in grado di frenare l'evoluzione di questa patologia. Il progetto concentra l'attenzione sulla prevenzione dalla maculopatia degenerativa senile, che può essere causa di cecità. Siamo i primi in Italia a aver portato a termine questo progetto, che poi nella sua semplicità è uno strumento fondamentale. Perché? Innanzitutto ci consente di fare diagnosi precoce di maculopatia e anche è un comunque modo per sensibilizzare la popolazione verso questa patologia importante che è proprio la maculopatia. Il controllo è semplice, è necessario osservare prima con un occhio e poi con l'altro il punto al centro del quadrato. Se le righe appariranno ondulate e non dritte è consigliabile consultare l'oculista. I pannelli sono dislocati in diverse parti della città. Ad oggi sono collocate qua sulla passeggiata e presso il cantiere del Comune di Rapallo. Nella giornata di oggi verranno messe anche zona San Francesco, cantiere San Francesco e piazzali Italo Primi, quindi campo Macera. Insomma, d'ora in avanti e più di prima, occhio ai lavori. Questo deve essere un inno all'abbattimento delle barriere, cioè per una volta non denunce, non fatti clamorosi sui disabili, ma i disabili che invece premiano persone che hanno svolto e svolgono una importante azione per l'abbattimento di qualsiasi tipo di barriera sia. Com'è stata l'integrazione con i colleghi? Allora, io quando sono stato assunto avevo sicuramente delle difficoltà di comunicazione, anche perché non conoscevo la realtà del golf e all'inizio comunicavamo attraverso la scrittura, anche attraverso un po' il mimo, io insegnavo a loro qualche segno e quindi questo mi è servito per imparare a comunicare un po' con i miei colleghi. E poi quando eravamo lontani la difficoltà era ancora più evidente, però grazie alla tecnologia, quindi ai messaggi e al cellulare, potevamo anche risolvere questo problema della comunicazione. Un premio che giunge dopo tanto impegno. Ero molto emozionato, non lo nascondo, solitamente le parole non mi mancano, oggi ho fatto fatica perché è stata una giornata nella quale sono uniti due mondi ai quali tengo tantissimo e per i quali tutti i giorni cerco di dare del mio massimo, per uno in ambito lavorativo che è l'Entella, che è una famiglia che mi ha adottato, che mi ha dato un lavoro, che mi ha dato la possibilità di mettermi in gioco e di mettermi a disposizione. L'altro è l'Unione Italiana Ciechi, la mia associazione nella quale ho dedicato da sempre anima e corpo, e questo è un premio importante intanto per la memoria di Enzo Vaglini, che è stato un grande personaggio del mondo associativo e non solo, ma poi perché ci piacerebbe che
che diventasse una realtà e non un'eccezione, il fatto che degli imprenditori, il fatto che dei lavoratori possano guardare oltre le barriere, guardare oltre le apparenze e dare la possibilità alle persone che nascono con una disabilità di mettersi in gioco e di poter dire la loro. Per noi il fatto di avere con noi Nicolò che lavora con noi, io lo considero una fortuna. Non ritengo di meritare premi particolari per questo, perché è un ragazzo che merita tutta la fortuna che può avere, merita di lavorare in una società professionistica, perché da professionista è il suo impegno, la sua dedizione, la cura con la quale cura ogni dettaglio, e da tifoso è invece l'incredibile entusiasmo che mette nel lavorare con noi. Siamo arrivati al termine di questa edizione del TG Guardando la Settimana. Il nostro approfondimento adesso è dedicato al tema della famiglia, al fattore famiglia. Il tema è stato al centro di un convegno che si è svolto a Chiavari, all'Auditorium San Francesco, e ha visto la partecipazione di decine e decine di amministratori locali che hanno appunto affrontato questo tema. Vedremo anche un caso singolo, quello di Lerici, che applica proprio da 2 anni a questa parte il fattore famiglia. Al termine di questi servizi si conclude questa edizione del TG Guardando la Settimana, che ritorna come sempre fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Dal punto di vista della natalità, la Liguria in che punto è della classifica nazionale? È al 20° posto, diciamo che è un outlier, nel senso che gli indicatori sono sempre i peggiori rispetto alle altre 20 regioni, il motivo per cui oggi stiamo lavorando con questo nuovo metodo per pensare a nuove piste progettuali per rispondere un po' a questa sfida della natalità. Oggi si parla di Family Impact Lens, intanto spieghiamo che cos'è. È qualcosa di molto concreto, non è ideologico, viene dalla pratica, dalle esperienze che hanno funzionato, da evidenze empiriche che hanno dimostrato di essere efficaci nel promuovere il benessere della famiglia. Sono 5 questi punti, quali sono? I punti sono quelli delle responsabilità familiari, rinforzare le forze stesse della famiglia, quelli della stabilità, quello delle relazioni familiari, cioè rinforzare gli scambi, le competenze genitoriali, la cura tra i membri della famiglia, quello del coinvolgimento, coinvolgere le famiglie nei progetti e nel creare reti di famiglie, e poi la diversità, che è quello di cui si parla forse più attualmente, ma la famiglia è sempre stato, diciamo, il contenitore delle diversità che connette appunto i generi e le generazioni. Tra gli esempi che sono stati portati, quali l'hanno colpita di più? L'opportunità di aprire dei centri, proprio dei centri sociali per la famiglia, dove le famiglie si possono riunire anche liberamente solo per parlare. Un centro sicuramente per i giovani, ce n'è bisogno, e anche per gli anziani. La più importante secondo me è quella di creare una sorta di rete in cui le amministrazioni insieme ai servizi, insieme alle scuole creano, per fornire prima di tutto le informazioni alle famiglie che sono all'oscuro dei vari progetti a loro dedicati, e poi anche per coinvolgere a partecipare a questi progetti. Rispetto alla questione del calo demografico, la Val Graveglia come sta? È una valle che si sta spopolando rispetto magari ad altre zone del territorio e c'è da intervenire oppure no? Tutto sommato non è proprio messa così male. Noi adesso stiamo lavorando anche per aprire l'asilo nido, e questo speriamo che porti nuove famiglie, soprattutto con piccolini, in valle. Voi avete applicato il fattore famiglia nel comune di Lerici. È così impossibile farlo? È difficile? No, non è così difficile, bisogna avere ovviamente la volontà politica di farlo e capire che comunque non sei da solo, perché ci sono altri comuni o realtà come l'Università di Verona che ha creato dei sistemi informatizzati che ti permettono di applicarlo in modo molto semplice e immediato sulla tua realtà. Voi a chi vi siete appoggiati? Noi ci siamo appoggiati attraverso Maurizio Bernardi, l'ex sindaco del Castelnuovo del Gardo, all'Università di Verona, che ci ha fornito proprio gli strumenti informatici, ha spiegato un po' come funzionava il sistema per portarlo nel nostro comune. Ecco. Ma la vita di un comune o l'attività dei funzionari viene complicata da questo fattore famiglia? Al contrario, viene semplificata, perché invece che stare a scrivere a mano, calcolare con sistemi complicati quanto far pagare, non so, per esempio la refezione scolastica, questo sistema informatizzato ti genera la tariffa personalizzata per la singola famiglia in modo istantaneo. Da quanto tempo lo state facendo? Da 2 anni. E i risultati ci sono, si vedono anche per le famiglie? Assolutamente sì, il costo della refezione scolastica nel nostro comune è
drasticamente diminuito, soprattutto per quelle famiglie che presentano situazioni più complicate oppure che sono sempre state penalizzate, come quelle numerose o famiglie monoreddito, famiglie con situazioni di disabilità o di persone non autosufficienti in casa.